Oggi ci troviamo a Tregnago e con noi c'è il signor sindaco Simone Santellani. Allora sindaco, intanto questo suo comune, inquadramone un po' la territorialità, fa parte della comunità montana della Lessinia, ben conosciuta, e della Val di Lasi. Come ci orientiamo dunque? Sì, Tregnago, come diceva lei, è un comune collinare della Val di Lasi, è un comune che fa un po', è alle porte della Lessinia, quindi fa da ingresso alle nostre montagne e mantiene allo stesso tempo le caratteristiche di questa fascia collinare, quindi con le coltivazioni e le colture caratteristiche dell'olivo, del vigneto, del ciliegeto, e a fianco a questa cultura, di questa tradizione agricola secolare, ci sono gli artigianati caratteristici, soprattutto di Cogollo di Tregnago, in quanto ricordo Berto da Cogollo e tutta la scuola del ferro battuto che ha reso Tregnago e Cogollo celebri nel mondo. Al giorno d'oggi, accanto a una bella zona e ricca zona artigianale, è fortemente in espansione la cultura agricola, soprattutto del vigneto, del Valpolicella, che con nuove cantine che valorizzano il nostro territorio, che hanno una produzione di qualità di vini esportati in tutto il mondo. Come ci si inserisce in questo progetto GAL? Come contribuisce, come è coinvolto Tregnago e quali i lavori di riqualificazione fatti? Allora, questo è un progetto interessantissimo perché va a riscoprire un'antica via che era già tracciata e le tracce erano ancora molto evidenti. Unisce idealmente queste nostre due valli e i lavori hanno permesso di riqualificare questo percorso che magari a tratti era andato perduto, magari a tratti era difficilmente praticabile. Questi lavori di riqualificazione adesso permetteranno a tutti i cittadini di percorrerlo nella massima comodità, sia a piedi che con la bicicletta, con l'e-bike. E difatti noi parliamo di una dorsale che inizia, che ha un suo percorso e una bella conclusione. Il tutto per determinare quindi anche una continuità di proposte turistiche. Ecco, io credo che da dire e da mostrare a Tregnago e in tutto il percorso del Sentiero della Lana ci sia molto, adesso sta a noi valorizzarlo e farlo conoscere, dando opportunità alle persone di riscoprire forse degli angoli ancora inesplorati. Bene, merito anche del progetto GAL che il tutto non soltanto ha riqualificato, ma del tutto permette anche che si stia dando la giusta comunicazione. Era con noi il sindaco di Tregnago, Simone Santellani, che ringraziamo. Grazie a voi.